Assegnati a Bassano del Grappa i titoli regionali individuali allievi e junior. Numeri da capogiro, più di 800 atleti gara in ognuna delle due giornate e prestazioni di assoluto rilievo in vista dei prossimi campionati italiani allievi in programma a Jesolo dal 4 al 6 ottobre. In 5 hanno fatto il bis di titoli regionali. Fra questi spicca il nome di Giulia Camporese, l'atleta del CUS Padova che, oltre a vincere nel disco con 39,12, ha segnato la nuova prestazione italiana nel martello con 65,39. È la quarta volta che la migliora in questa stagione. Adesso ci sono i campionati italiani di Jesolo e infatti spero di migliorare ulteriormente per quelli. Inizialmente oggi ero un po' agitata anche per per i campionati italiani, perché ultimamente non riuscivo a lanciare molto lunghe in allenamento. Però ieri ci è venuta l'ispirazione dell'ultimo allenamento e quindi oggi sono riuscita. Speriamo anche i campionati italiani. Gli italiani di Jesolo sono l'obiettivo e l'ultima gara stagionale di tutti i neocampioni regionali. Continuiamo allora con gli allievi. Matteo Beria, dopo essersi laureato campione nei 110 ostacoli con 14,24, si è ripetuto nel Giro della Morte ad ostacoli con 54,14. È stata una bella gara e anche se ho fatto un tempo non abbastanza buono, sono soddisfatto perché mette fiducia per Jesolo soprattutto. Vorrei fare sia i 400 che i 110 ostacoli e non punto a niente perché sennò mi tiro la zappa sui piedi, quindi vado là per divertirmi e basta. Un po' di scaramanzia per l'atleta vicentino, molta meno invece per Luciano Boidi che a Bassano del Grappa sigla il personale a 17,57. Si laurea campione regionale allievi e prenota già un posto sul podio di Jesolo. Terzo posto quasi sicuro perché ho allontanato Vaidanis che è a 70 cm più o meno. Però per il secondo posto mancano solo 20 cm e ce la possiamo giocare tutti. I primi due lanci nulli di settore erano tipo intorno ai 16,5 m che oggi poteva essere anche sufficiente per vincere. Poi al terzo lancio da fermo, siccome avevo i due nulli, ho fatto 16,85 e poi mi sono spianato la gara al quarto con 17,57 che è valsa la gara. Sempre nel peso, da segnalare il 16,57 del marosticense Vaidanis che vince nel disco con 54,21, atleta da tenere d'occhio agli italiani. Negli 800 allieve la campionessa regionale è Lucrezia Zanardo che con uno sprint bruciante blocca il cronometro a 2 minuti 20,07. Nell'alto Jacopo Zanatta supera l'asticella a 1,94 mentre nei 3000 allieve è Rebecca Lonedo a diventare campionessa regionale in 10,44,52. Della stessa società è l'esplosiva Beatrice Fiorese che fa suo il titolo regionale nel lungo con 5,63 e nei 200 con 25,66. Altra atleta da seguire nelle gare che sceglierà di affrontare agli italiani. Lungo sicuramente, dopo sto pensando di fare anche i 100 e mi aspetto un buon risultato nel lungo e dopo nei 100 si vedrà. Spero di fare bene ai campionati italiani, mi sto allenando bene e anche i salti di ieri erano buoni, a parte la misura, però sono contenta di quello che ho fatto. Sempre nella velocità, Leonardo Vanzo brucia tutti nei 200. A Jesolo correrà la 4x400 e i 200 o i 400. Una gara abbastanza controllata, 22-27, doveva essere vedere come sto per Jesolo, vedere come stanno le gambe, come sto io e come funziona il tutto. Una ripresa dopo 4 mesi, quasi 4 mesi che non corro un 200, un test diciamo. Rebecca Sartori, atleta di casa del gruppo atletico Bassano, è campionessa regionale nei 400 ad ostacoli con 1,02,28, mentre nel giavellotto Ilaria Casarotto, campionessa regionale, punta davvero in alto. Oggi non è andata particolarmente bene, però sono abbastanza soddisfatta. E a Jesolo deve andare per forza bene, infatti le prossime 2 settimane saranno quelle decisive per la preparazione, devo sistemare gli ultimi problemi, poi sono a posto, prontissima per gli italiani. Altro volto di atletica vicentina campione regionale è quello di Gianluca Santuz che nel lungo salta 6,90 m. Fare il personale è sempre una grande soddisfazione e questa misura 6,90 è venuta fuori, si è fatta aspettare a lungo e per questo devo ringraziare i miei allenatori. Andrea Santuz e Lorenzo Zoccante e anche mia mamma che mi ha sostenuto dal punto di vista psicologico
e quindi devo ringraziare loro e tutti gli altri che mi hanno sostenuto. Dopo la carrellata su qualche campione regionale allievi, passiamo agli junior. A Bassano in luce Lodovico Cortellazzo. L'atleta di Assindustria Padova è il numero 1 in Veneto per quanto riguarda la velocità juniores. Fa suoi i 100 in 10,88 ed i 200 in 22,13. È andata bene, insomma, come mi aspettavo, sono arrivato primo con 22,14 e la prestazione un po' non è quella che mi aspettavo perché c'era un vento contro, anch'io non ero abbastanza pronto e sì, insomma, alla fine è andato tutto bene, insomma. Della stessa società è la campionessa regionale d'asta Elisa Molinarolo, salta 3,80 m, una conferma. Nel giavellotto la bellunese Padovan lancia 47,27 ma è tesserata per un club trentino. La campionessa regionale è perciò Chiara Francescatto con 36,09. Passiamo al salto in lungo con la zampata di Harold Barruecos. All'ultimo salto arriva a 6,99. Nell'alto Matteo Borsetto della Nevi supera l'asticella a 2 metri tondi tondi, mentre nei 200 al femminile la campionessa regionale è Danita Jones con 26,36. Nei 400 ad ostacoli il titolo va a Tobia Labi, chiude in 54,11. Sono felice e spero di far meglio più avanti, un tempo che si avvicina al mio personale e spero adesso la stagione è finita e quindi ho concluso così. È stata una stagione abbastanza impegnativa, ho fatto i nazionali a giugno, sono andati abbastanza bene, una quinta posizione, però spero di fare sempre meglio nel futuro. Negli 800 Federica Del Buono chiude in 2,07,23, ma adesso è un atleta della Forestale. Il titolo regionale va dunque ad Elisa Bortoli della Dolomiti con 2,09,20. Sempre negli 800 Enrico Riccobon, dopo aver vinto i 1500 in 4 minuti 17 secondi ed 80, supera tutti in dirittura d'arrivo chiudendo in 1,54 ed 85. È un successo particolare il suo nella gara in memoria di Daniel Cecchin, mezzofondista del gruppo atletico Bassano, prematuramente scomparso nel 2011. A lui Gabriella Dorio ha dedicato una poesia. Il futuro dell'atletica tricolore è di scena a Jesolo. Campionati italiani individuali allievi e campionati italiani individuali e per regioni cadetti. Jesolo, stadio Armando Picchi, dal 4 al 13 ottobre.